Il Teatro Pirandello è di una bellezza straordinaria, la buca è di dimensioni non amplissime, ma diciamo che l'acustica è buona e ci siamo arrangiati perfettamente per fare questa produzione di Don Giovanni. È un teatro che la voce corre in una maniera straordinaria, ha un colore di suono veramente calido, ovviamente è più adatto a fare un repertorio classico e sicuramente anche belcantista, non con un'orchestra più grande di questo, principalmente per le limitazioni della buca. È un Don Giovanni leggermente pirandellizzato, perché ho trovato questo fil rouge appunto tra il personaggio di Mozart di Da Ponte e di Pirandello, in quanto c'è il tema della maschera, il tema del fatto che non si capisce mai dove sia esattamente la verità, la pazzia, perché Don Giovanni fa credere a un certo punto che Elvira, uno dei protagonisti, sia pazza, e quindi abbiamo trovato questa chiave di volta con questi giovani interpreti del Conservatorio di Ribera molto bravi, e abbiamo lavorato bene. Salve a tutti, sono Filiberto Francesco Bruno, sono stato Don Giovanni, quindi sono di Agrigento, quindi per me è un onore essere qui in questo fantastico teatro. È un peccato che non venga sfruttato per le opere, perché ha una fantastica acustica che si adatta bene alle voci. Non è tondo. Sciagurato, così del mio dono gioco ti prendi. Ah, voi? Quest'anno la stagione concertistica 2024-2025 inizia in grande forma con il Don Giovanni di Mozart, no? Quindi è una collaborazione tra Fondazione Teatro Pirandello e il Conservatorio, dà l'opportunità, appunto, il Conservatorio dà l'opportunità di mettere in vista tantissimi giovani, tantissimi artisti appunto che studiano in conservatorio. Una bella cosa per Agrigento e anche in occasione di Agrigento Capitale della Cultura.